Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo sabato 13 agosto per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Iniziamo con un'ultima ora, delle 11:54. La conferma: è morto Piero Angela, il noto divulgatore scientifico, aveva 93 anni. È di pochi istanti fa anche il post su Facebook del figlio Alberto: buon viaggio papà. È ovviamente una notizia negativa per il mondo non solo della televisione, il mondo della scienza, ma per tutti quelli che volevano bene, seguivano Piero Angela, uno dei simboli indiscussi della televisione e non soltanto italiana. Tra l'altro, nel corso di questa prima edizione avremo collegata per motivi politici Elisabetta Gardini, che oggi sia una politica ma che negli anni 80-90 è stata una dei volti e simbolo della RAI. Chiederemo quindi anche a Gardini un commento, un ricordo per questa morte, appunto, che lascia tutti sgomenti. E occupiamoci adesso della cronaca del nostro territorio. Anche oggi abbiamo diversi fatti di cui darvi conto e non possiamo non partire da un quadro d'insieme, di aggiornamento sul fronte delle due emergenze sanitarie di questa settimana. Partiamo dalla West Nile, che sta colpendo in particolare la provincia di Padova. Questo è il punto. La situazione è visibile a occhio nudo nell'immagine riportata dal bollettino regionale di sorveglianza sull'arbovirosi. Dei 136 casi di West Nile registrati in Veneto nel 2022, 96 si sono verificati tra Padova e provincia. Di questi 96, ben 53 sono sfociati in forme neuroinvasive, le più gravi. Uno dei pazienti versa ancora in condizioni critiche. Se nell'80% dei casi le persone infette non manifestano sintomi, i rischi aumentano dei 60 anni in su. La media dell'età delle persone decedute supera gli 80 anni, la maggior parte delle persone colpite è di sesso maschile. Nel frattempo continuano le opere di prevenzione. La scorsa notte a Padova il comune, su disposizione dell'ULSS 6 Euganea, ha eseguito la disinfestazione notturna tra via del Cristo, via degli Arditi, via Facciolati e via d'Acqua Pendente. Disinfestazioni sono state compiute la scorsa settimana anche in 3 comuni della provincia: Alimena, Rubano e Villafranca Padovana. Così nel Padovano, ma c'è un'allerta che riguarda anche la città di Castelfranco Veneto per un caso di dengue, la malattia trasmessa sempre dalla puntura di zanzare infette. Il sindaco nelle scorse ore ha firmato l'ordinanza per affrontare questa nuova situazione. Scatterà quindi la disinfestazione che procederà fino a martedì. Prevista anche tutta una serie di misure per prevenire e contenere la diffusione delle zanzare. Un viaggio all'estero e poi al ritorno a casa a Castelfranco, i sintomi sospetti. Ora le analisi hanno confermato si tratta di dengue, infezione virale trasmessa all'uomo dalle zanzare, le tigre in particolare, che hanno a loro volta appunto una persona infetta. Sulla base delle indicazioni della Regione Veneto, dopo la comunicazione da parte dell'ULSS 2, il sindaco di Castelfranco ha firmato un'ordinanza per la gestione dell'emergenza. C'è stata notificata oggi da parte dell'ULSS una nota con un caso di dengue di un cittadino che ha frequentato una zona infetta e quindi è stato contagiato da questo virus. Partiremo come da protocollo regionale con la disinfestazione delle zone limitrofe alla residenza di questo castellano, con trattamenti larvicidi e adulticidi, in modo insomma da eliminare potenzialmente la zanzara, quella che insomma veicola il contagio. Oltre
Oltre alla disinfestazione ad opera del Comune attraverso una ditta specializzata che procederà fino a martedì 16 agosto, viene chiesto ai cittadini di mettere in atto tutta una serie di comportamenti precauzionali: chiudere le finestre durante la disinfestazione, non lasciare contenitori dove possa accumularsi l'acqua e comunque svuotarli o chiuderli con coperchi o zanzariere, trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con prodotti larvicidi, tagliare l'erba e tenere i cortili puliti da foglie, erbacce e ogni tipo di rifiuto. È inoltre raccomandato, nelle zone interessate dalla disinfestazione, di raccogliere frutta e verdura dagli orti prima del trattamento e tenere al chiuso gli animali domestici, lavando poi ciotole o giochi per bambini rimasti all'esterno. E poi c'è il fronte solito del Covid, 2.999 nuovi casi di positività al virus registrati nelle 24 ore in tutto il Veneto. Come vedete, le province più colpite sono quelle di Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, tutte tra i 500 e i 600, tra i 100 e i 200 Belluno e Rovigo, ovviamente tutto in proporzione. Quindi 2.999 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Se guardiamo invece il numero dei decessi di persone positive al Covid, sono 7 nelle strutture ospedaliere, una invece nelle strutture territoriali, quindi trasferite in queste strutture da altri ospedali. Questa quindi la situazione dal punto di vista sanitario. Rimaniamo però sulla cronaca per quella vicenda che sta facendo veramente interrogare e discutere il giallo della morte dei due giovani polesani a New York. Dal Veneto i familiari rigettano ogni ipotesi legata al mondo della droga. 29 maggio, le immagini di Times Square a New York postate da Luca Nogaris su Instagram raccontano di un sogno ancora intatto. Poco più di 2 mesi dopo, le notizie sul 39enne di Rovigo e sul coinquilino e socio Alessio Picelli, 48enne di Villa Dose, sono invece legate al freddo report di un'autopsia che in queste ore deve stabilire come i due veneti siano morti dopo essere stati trovati da un terzo collega di origini veronesi in un appartamento del Queens. Da subito la polizia ha escluso la morte violenta, non essendoci segni di colluttazione e altri elementi riconducibili a un'aggressione. Restano in piedi l'intossicazione alimentare o il sospetto più tremendo, quello di una overdose di droga, avendo rinvenuto vicino ai corpi alcuni accessori legati alle sostanze stupefacenti. Impossibile, sostengono i familiari delle vittime. Nogaris, un matrimonio alle spalle e 3 figli, era un artigiano esperto di edilizia e impianti, mentre Picelli era un redattore di interni, contitolare di un negozio di arredo e design a Rovigo e che dal 2019 si spostava spesso negli States per lavoro tra Miami e New York. Erano stati raggiunti nella metropoli dall'amico con il quale stavano studiando il progetto di ristrutturazione di una casa che era stata loro commissionata. Il Consolato Generale d'Italia a New York, in stretto raccordo con la Farnesina, ha fatto sapere che sta seguendo con grande attenzione il caso. Quando li ho visti l'ultima volta stavano bene, ha raccontato l'amico alla polizia. In attesa di certezza resta il dolore e restano quelle immagini felici di 2 veneti che sognavano un'occasione che passa poche volte nella vita, ma che è terminata in un appartamento preso in affitto nella 29ª strada. Ecco, in merito a questa vicenda non ci sono particolari aggiornamenti dell'ultima ora, possiamo vedere anche l'home page di Polesine 24, il sito del quotidiano La Voce di Rovigo. La polizia parla di droga ma si attende l'autopsia, sono ancora molti punti da chiarire sul decesso dei 2 imprenditori polesani. Da New York stanno emergendo anche delle testimonianze tutte da verificare. Una donna avrebbe riferito di aver visto uno dei 2 uomini rincasare con un andamento vistosamente barcollante, però appunto sono tutte testimonianze al momento che devono essere confermate e quindi su questo, come sapete, sta indagando l'FBI, la polizia americana, e quindi staremo a vedere gli ulteriori sviluppi. Andiamo adesso nel Trevigiano, dove preoccupano le minacce ricevute dal sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, minacce molto forti, minacce di morte.
Se l'obiettivo era quello di intimorirmi, questo assolutamente no, anzi andremo avanti più forti di prima e continueremo nell'attività amministrativa che stiamo portando avanti con forza e determinazione in questi 3 anni. Insulti a ripetizione e poi quella frase: la morte è il minimo che vi aspetta. Minacce scritte al PC, una lettera delirante e anonima contro sindaco e giunta, affrancata, spedita e arrivata all'ufficio protocollo del comune di Farra di Soligo. Non un'accusa specifica, ma un generico e corposo attacco alle scelte generali di chi amministra. In queste ore la denuncia ai carabinieri da parte di un primo cittadino che non si dice intimorito, ma profondamente amareggiato. Non è il primo né sarà l'ultimo degli amministratori minacciati, ma, dice Perencin, è l'ennesimo segnale di una situazione insostenibile per molti. I comuni sono diventati ormai il collo di bottiglia per tutto. Ci troviamo ad affrontare situazioni veramente difficili e complesse, cercando anche di dare delle risposte ai cittadini che si rivolgono a noi, spesso anche risposte o comunque ci vengono sottoposti dei problemi che non sono magari neanche di nostra competenza. È chiaro che noi cerchiamo di fare del nostro meglio e quindi può darsi qualcuno ci individui come magari dei capri espiatori. I carabinieri stanno indagando sull'origine della missiva, intanto Perencin si rivolge direttamente all'anonimo mittente. Che si presenti, che si firmi almeno la prossima volta e che abbia il coraggio delle proprie azioni, perché non c'è niente da nascondere, non c'è niente da aver paura e chi manda lettere anonime minatorie di questo tipo è solamente un codardo, per cui si faccia avanti e io lo affronto senza nessun problema. Ancora un gravissimo atto di violenza nei confronti delle donne, è successo ieri pomeriggio a San Giovanni Ilarione, siamo in provincia di Verona. Un pensionato di 59 anni colto da una crisi nervosa che per fortuna non ha colpito la donna ma che si è dato alla fuga. Sostanzialmente l'uomo ha sparato all'ex moglie, ci sono volute 4 ore di caccia per trovarlo, è stato fermato dai carabinieri con ancora la pistola in pugno mentre stava rientrando nella sua abitazione. Il pensionato è stato subito bloccato dai carabinieri che gli hanno fatto gettare a terra l'arma e l'hanno immobilizzato, dopodiché è stato fatto salire in ambulanza e condotto sotto scorta in ospedale. L'uomo si sarebbe separato da poco dalla moglie mantenendo rapporti civili fino appunto all'epilogo di ieri, tanto che la donna assieme alla figlia nella mattinata di ieri aveva raggiunto l'ex marito nell'abitazione. Allarmate entrambe le donne da una richiesta di aiuto. Quando le due sono arrivate è scattata la follia. Fortunatamente appunto non ci sono state gravi conseguenze e rimaniamo purtroppo sul tema della violenza di genere e andiamo nel Padovano. Minacciata dal compagno una donna ha chiesto aiuto alla polizia che per disarmarlo ha usato il taser. Hanno usato il taser gli agenti delle volanti intervenuti in un'abitazione in zona Mortise a Padova dopo aver risposto alla richiesta d'aiuto al 113 di una donna spaventata per il comportamento del compagno. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato la donna che aveva appena partorito con il bambino in braccio, rifugiatasi sul balcone dell'appartamento seguendo i consigli della centrale operativa. Il compagno, un romeno di 32 anni, per tutte risposte è corso in cucina facendo ritorno con un grosso coltello in mano. A quel punto gli agenti hanno utilizzato la pistola taser, riuscendo così a immobilizzare l'uomo che è stato arrestato e portato in questura. Rimaniamo nel Padovano e continuiamo a occuparci di cronaca con lo spaventoso incendio che si è sviluppato nella notte a San Giorgio in Bosco. Le fiamme sono divampate in un edificio annesso a un'abitazione usato come garage. Le fiamme si sono sviluppate a pochi minuti dalle 3 della notte appena trascorsa in via Romania a San Giorgio in Bosco, all'interno di un edificio annesso all'abitazione utilizzato come garage. Sul posto sono intervenuti 14 vigili del fuoco arrivati da Cittadella, Padova, con i volontari di Borgoricco. L'incendio ha distrutto le 3 auto all'interno che sono andate bruciate e ha coinvolto anche dei bancali di legna da ardere che si trovavano all'esterno della struttura. L'intervento dei vigili del fuoco, completato all'alba, ha evitato che l'incendio si estendesse all'abitazione. Ingenti danni alla struttura. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.
E un altro incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri all'interno di un allevamento di tacchini sempre nel Padovano, questa volta a Este. Erano le 15:30 di venerdì quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Riva Fiume a Este per l'incendio divampato sul tetto di un'azienda avicola della zona specializzata nell'allevamento di tacchini. I pompieri arrivati da Este con il supporto del carro bombolare della centrale di Padova per la sostituzione degli autorespiratori hanno dapprima circoscritto e poi spento le fiamme partite dal materiale isolante della copertura del tetto dell'azienda. Secondo i primi riscontri, le cause sarebbero dovute a un problema elettrico. Gli incendi che sono il problema proprio di questa estate. Come sapete, l'emergenza principale italiana resta a est, resta soprattutto nella zona del Carso, dove le fiamme ieri si sono avvicinate pericolosamente a Bassovizza, alla foiba di Bassovizza, quindi anche a un monumento storico importantissimo, ed è un interrogativo che si sta rincorrendo da giorni, soprattutto nella Venezia Giulia. Piromani o incendiari? Cosa si nasconde nella mente di chi provoca questi incendi? Perché la realtà è che tanti di questi incendi sono di natura dolosa. Questa una risposta, perlomeno un tentativo di risposta. Nell'opinione pubblica triestina, pur in assenza totale di comunicazioni ufficiali in tal senso, si sta formando l'idea che perlomeno dietro alcuni degli incendi che sconvolgono il Carso in questi giorni vi sia la mano dell'uomo, di un piromane insomma. Ma chi è un piromane? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Elisabetta Maresio, psicologa. Il piromane gode della distruzione. È come quando noi diciamo quel detto: ma darai fuoco a tutto, quando siamo arrabbiati, perché prova una rabbia che viene data da un suo contesto sociofamiliare terribile dalla prima infanzia. Il numero dei piromani, spiega la dottoressa Maresio, non è eccessivo. Un disturbo più generale del discontrollo dei comportamenti e riguarda però una piccola parte di tutta la popolazione, perché quello che si è evidenziato è che i piromani in realtà sono molto pochi. Sono persone con un profilo, secondo i criminologi, molto basso di scolarità, basso di autostima, basso proprio di umanità. Per cui le stesse immagini che noi abbiamo visto in questi giorni, che ci toccano, purtroppo non toccano i loro cuori. Oltretutto c'è un dato in più e concerne la loro assoluta insensibilità rispetto alle loro azioni. Le stesse immagini che noi abbiamo visto in questi giorni, che ci toccano, purtroppo non toccano i loro cuori. Loro hanno bisogno del fuoco per essere vivi, per essere qualcuno. Attenzione però, un conto, sottolinea Maresio, è il piromane, altro è l'incendiario, figura per certi aspetti paragonabile ad una sorta di mercenario. Persone che molto spesso commettono queste azioni non per disturbi gravi a livello psichico, ma proprio per quella cattiveria che viene data o dai soldi, e quindi hanno un motivo economico o un motivo di gruppo o un motivo che comunque ha a che fare non con un comportamento psichiatrico grave, ma proprio con un comportamento sempre antisociale, ma motivato, ahimè, da delle situazioni che sono purtroppo legate a una questione puramente di vantaggio e di guadagno, e questa è la distinzione più importante che dobbiamo fare. La dottoressa Maresio però sottolinea infine un altro aspetto dell'intera vicenda, quello cioè che ha riportato all'attenzione di tutti noi una parte dell'ambiente che ci circonda ogni giorno. Ci eravamo anche dimenticati di questa parte della nostra Trieste, una parte molto bella, molto meravigliosa, ma che indubbiamente per noi rappresentava una piccola parte rispetto al grande mare che ci fa sognare ogni giorno. Ritorniamo nel Trevigiano per la cronaca. Martedì, lo ricorderete, il tragico incidente a Ormelle tra via Roma e via Campagnola, quel ragazzo sbalzato di una trentina di metri dal proprio scooter dopo lo scontro con un furgone condotto da una ragazza di 29 anni. Alessandro Feletto, questo il suo nome. Questa mattina l'intera comunità di Tempio di Ormelle si è fermata
per l'ultimo saluto, ma ci racconta tutto la nostra Marta Marangona. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno a te Cristian e ai telespettatori che ci seguono da casa. Oggi è il giorno del silenzio e del dolore in centinaia. Questa mattina a Tempio di Ormelle per l'ultimo saluto ad Alessandro Feletto, lo studente 17enne morto martedì scorso nel tragico incidente stradale in scooter. L'intera comunità ha voluto stringersi a mamma Egle, papà Stefano e ai due fratelli Andrea ed Alberto, straziati dal dolore. La bellissima chiesa di Tempio, la stessa nella quale Alessandro era stato battezzato, aveva ricevuto la prima comunione e la cresima, non è bastata ad accogliere tutti ed in molti hanno assistito alla cerimonia funebre sotto il portico, sul sagrato e nella piazzetta. La bara in legno chiaro con un cuscino di fiori bianchi è stata portata a spalla dagli amici e dai cugini. Il bianco è stato il colore scelto dalla famiglia per salutare Alessandro ed accompagnarlo nell'ultimo viaggio. Tantissimi i giovani presenti, i molti amici e i compagni di scuola del 17enne che frequentava il liceo Scarpa di Motta di Vivenza, compagni che hanno scritto un messaggio consegnato ai genitori nel quale hanno ripercorso tutti i momenti più belli e felici trascorsi assieme ad Alessandro. Ad officiare la cerimonia il parroco Don Massimo, che nell'omelia ha raccontato alla comunità intera, ha raccomandato la preghiera e la vicinanza ai genitori di Alessandro che stanno vivendo, come tutti i genitori che perdono un figlio, un dolore, ha detto, superiore a quello del martirio. E da Ormelle è tutto. Grazie davvero Marta per questa tua corrispondenza. Una settimana che è stata contrassegnata anche da un altro tragico incidente stradale, costato la vita a mamma e figlia. Nel pomeriggio di oggi alle 16 l'addio ad Anita Bertazzo e Pamela Breseghello a Stanghella. Due paesi uniti alla famiglia di Anita e Pamela si sono dati appuntamento per il pomeriggio di oggi a Stanghella alle 16 nella chiesa che ha sorriso a tanti momenti felici di queste due donne, madre e figlia, entrambe parrucchiere, entrambe molto conosciute. La comunità si stringerà per l'ultimo addio. A celebrare il funerale il parroco di Stanghella, Don Francesco Lucchini, che in questi giorni si è stretto al dolore della famiglia, ai figli di Anita, al marito di Pamela e alle loro figlie. Un tragico incidente le ha strappate i loro affetti mercoledì all'alba. Erano le 6 quando stavano percorrendo insieme questa strada arginale lungo il fiume Gorzone. Alla guida c'era Pamela. Perso il controllo del veicolo, l'auto si è inabissata nel fiume in un punto molto profondo. Nonostante i tentativi disperati dei soccorritori, le due donne sono morte annegate all'interno, strette in un ultimo abbraccio. Molte le persone attese oggi. Sul sagrato della chiesa sono stati preparati degli altoparlanti per permettere a tutti di seguire il rito. Ancora cronaca e poi l'ampia pagina politica subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo sabato di antivigilia di Ferragosto, un sabato contrassegnato dal bollino rosso sulla maggior parte delle arterie del Veneto. Fra qualche istante, fra qualche minuto ci collegheremo con il cuore di Venezia, con il nostro Filippo Fois per fare il punto della situazione in città. Ma prima c'è ancora della cronaca. Aggrediva e rapinava minorenni mentre stavano andando a scuola. È stato arrestato un 20enne del Trevigiano. È agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico il 20enne che ha seminato durante l'anno scolastico il terrore fra gli studenti minorenni. Il giovane finito in manette è il presunto autore degli atti di violenza e rapine commesse nei confronti di ragazzini. Le indagini della squadra mobile dei carabinieri della compagnia di Treviso hanno portato ad indagare il ragazzo, residente nel Trevigiano, già noto per aver commesso fatti analoghi e indagato più volte dalla Polizia di Stato. Violento, aggrediva i ragazzini per strappargli collanini in oro. In particolare
particolare 2 gli episodi contestati. La prima riguarda un'attività di indagine effettuata dai carabinieri. Un giovanissimo era stato seguito dall'uscita di scuola fino alla fermata dell'autobus. Quando il minorenne stava per salire, alle spalle è arrivato il ventenne che lo aveva aggredito, procurandogli lesioni al collo. Sul secondo episodio ha invece indagato la polizia. Il rapinatore, dopo aver aggredito con violenza un minore che scendeva dall'autobus per recarsi a scuola, gli aveva strappato una collanina in oro, causandogli diverse lesioni sia pur lievi. Violenze che avvenivano negli orari di punta, quando in centro città, vicino alle fermate degli autobus, si accalcavano gli studenti. Il ventenne approfittava della confusione per mettere in atto le aggressioni. L'articolato quadro probatorio condiviso dall'autorità giudiziaria ha portato all'emanazione dell'ordinanza degli arresti domiciliari con l'ausilio del mezzo di rilevamento, il braccialetto elettronico, eseguita da personale della Polizia di Stato, unitamente a personale dell'Arma dei Carabinieri. Finalmente è terminato l'incubo dei ragazzini. Così la cronaca. Prima vi parlavo di questo sabato di antivigilia contrassegnato dal bollino rosso, soprattutto sulle autostrade, Sava Sandir, soprattutto sulla A4. A4 che come sapete soprattutto in alcuni tratti, in particolare nel Veneto orientale, sconta tutta una serie di criticità e ci sono delle buone notizie finalmente, perché si avvicina il completamento della terza corsia tra San Donà e Portogruaro. Grazie ad un accordo con il Friuli Venezia Giulia, il Veneto ha anticipato la procedura di gara per l'adeguamento di 10 cavalcavia, la maggior parte di questi in comune di Cessalto. L'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento di 10 cavalcavia autostradali tra San Donà e Portogruaro lungo la A4 Venezia-Trieste è un procedimento che avvicina temporalmente il completamento della terza corsia nell'ultimo tratto di lavori di allargamento che riguardano il Veneto. In questo senso l'accordo di cooperazione siglato da Veneto e Friuli Venezia Giulia lo scorso luglio ha permesso di spostare circa 50 milioni di euro inizialmente destinati ad interventi in Friuli ad un'operazione che permetterà di anticipare i tempi di completamento della terza corsia. Quando arriverà il momento dal piano economico finanziario di poter avviare i lavori della terza corsia, i cavalcavia saranno già a posto, quindi si inizierà direttamente con i lavori di allargamento, insomma speriamo che non ci siano imprevisti di nessun tipo. L'accordo di cooperazione è stato firmato, quindi quanto previsto dal piano economico finanziario verrà rispettato. I lavori di allargamento a 3 corsie del tratto autostradale San Donà di Piave Portogruaro partiranno tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 e dureranno un paio d'anni. Si tratta di un'infrastruttura strategica di adeguamento della viabilità su gomma alle nuove esigenze della logistica, in un'epoca in cui si sta già ragionando sulla realizzazione della quarta corsia lungo l'autostrada che da Venezia conduce a Milano. Mettere la terza corsia sulla Venezia-Trieste vuol dire sicuramente meno incidenti, ovviamente, perché le velocità vengano rispettate e la possibilità di far arrivare anche le merci piuttosto che le persone a destinazione in tempi certi. Questa la buona notizia dal punto di vista infrastrutturale, ve l'avevo promesso, saremmo andati a Venezia ed ecco Venezia, un paesaggio sempre da cartolina, possiamo vederlo, insomma, Rialto, chi non lo conosce, e chi non conosce Filippo Fois. Buongiorno Filippo. Buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Beh, naturalmente credo siano di più quelli che conoscono Rialto e che conoscono Venezia, anche a giudicare da quello che sta accadendo anche in questa vigilia di Ferragosto qui in città. Una città che ha confermato la sua forte vocazione turistica, che è riuscita a risalire molto rapidamente dalla crisi del Covid. In questo momento, secondo gli ultimi dati che sono stati resi noti da Federalberghi, l'occupazione delle stanze nelle
Città d'Arte del Veneto è quasi vicina al 60%, è una percentuale piuttosto alta, anche perché dobbiamo ricordare che molti turisti che vengono anche nella provincia di Venezia poi trovano alloggio invece nelle località balneari, quindi da Jesolo in su fino a Bibione. Anche queste stanno registrando delle percentuali addirittura superiori a quelle del 2019, cioè ci sono più turisti oggi rispetto al pre-pandemia sulla costa veneziana. Non mancano però le problematiche, naturalmente, e le problematiche sono quelle che un po' ci coinvolgono tutti, a iniziare dai costi che sono fortemente aumentati anche per le strutture ricettive che devono pagare la bolletta della luce, devono acquistare dei generi alimentari, tutto è rincarato, come sapete, per la nota crisi internazionale. E poi si aggiunge un problema, lo segnalano le associazioni di categoria, che persiste, cioè quello della difficoltà a reperire del personale. C'è una carenza che si fa sentire, in alcuni casi alcuni gestori di albergo hanno deciso di non riempire completamente la propria struttura proprio per la mancanza di personale, ma quindi per garantire un servizio che si mantenga sui livelli ottimali che si facevano prima, hanno rinunciato ad alcuni visitatori. Come vi dicevo, Venezia è piuttosto piena, tra l'altro vedete da queste immagini non solo che c'è un corteo di gondole che passa pressoché ininterrotto, questo vuol dire che lavorano finalmente bene anche i gondolieri, e poi naturalmente tutti i turisti che si assiepano a scattare fotografie, ricordo, sulla riva. I turisti, ecco, c'è una differenza. Un'unica differenza probabilmente rispetto al passato è l'assenza di alcune nazionalità, perché a livello internazionale non c'è stata solamente la crisi, ci sono stati anche alcuni problemi per quello che riguarda i voli aerei. Abbiamo parlato dei disservizi che si sono verificati in aeroporti un po' in tutta Europa, naturalmente si sono verificati anche a Venezia, dove secondo quello che sostengono i sindacati l'aeroporto Marco Polo sconta una carenza di organico tra il personale di terra addirittura del 40%. Anche questo dato è in miglioramento, nel senso che dall'ultimo report che ci è arrivato dal Marco Polo, diciamo, se prima era stato annullato il 2% dei voli, nell'ultima settimana è stato annullato l'1%, quindi è stato comunque dimezzato il gap. C'è però da dire che appunto dal punto di vista internazionale, soprattutto per quello che riguarda quello che accade nell'extra, cioè fuori dall'Europa, diciamo, ci sono un po' meno presenze. Mi guarda attorno perché vedo che c'è gente che ci scatta fotografie, che ride. Non vorrei... Sì, no, niente, tutto tranquillo, perfetto. Allora, Christian, ti chiedo se ci sono delle domande. Ma allora, possiamo dire che Venezia è tornata ai livelli pre-pandemia? Io direi che praticamente sì, lo possiamo dire. Almeno per quello che riguarda il fattore numerico, io direi quasi di sì. Diciamo però che Venezia partiva da dei livelli turistici enormi. È difficile calcolare quanti visitatori passassero a Venezia in un anno prima dell'avvento del Covid. Secondo alcune stime erano addirittura 24 milioni. Cioè tornare a 24 milioni forse è un po' difficile. Io vedo che siamo lievemente sotto, però come vedete alle mie spalle la città è veramente completamente piena. Bisogna poi vedere che genere di turismo è. Questo sì, questo lo dicono anche diversi ristoratori, diversi gestori di pubblici esercizi, vale a dire è un turismo facoltoso che compra nei negozi, che mangia al ristorante, oppure si tratta di un turismo un pochino più a risparmio. Ecco, secondo diversi addetti ai lavori è un turismo numericamente importante ma che viaggia un pochino più a risparmio rispetto agli anni precedenti. C'è poi da dire che questo se n'era discusso ancora durante la pandemia, cioè il fatto dei contraccolpi psicologici, dei contraccolpi economici che sarebbero derivati dalla crisi di questi 2 anni, dal blocco di molte attività. Probabilmente si riflette anche poi in un occhio di riguardo per quello che riguarda i turisti verso il proprio portafoglio. Ecco. Assolutamente. Possiamo poi dire, mi pare che sono ritornati anche gli americani, che erano i grandi assenti, sono stati i grandi assenti degli ultimi 2 anni. Esatto, questa è una differenza basilare tra il turismo veneziano e il turismo del resto della provincia di Venezia. Il turismo sulla costa è composto circa il 64% da stranieri, se non erro,
e di questo 64% la stragrande maggioranza proviene da 3 nazioni. La Germania innanzitutto, che è quella più grande, ha 80 milioni di abitanti, poi la Svizzera e l'Austria. Arrivano in macchina tranquillamente, molti poi vengono anche a Venezia a farsi un giro, qui ci sono anche parecchi francesi storicamente. Venezia però conta molto anche su un turismo extraeuropeo che arriva quindi dal continente americano, non solo dagli Stati Uniti e dal Canada, ma almeno prima della pandemia si vedevano anche diversi turisti provenienti dal Brasile, dall'Argentina, insomma quindi anche dal Sud America. Conta sul turismo asiatico. Prima della pandemia c'erano anche parecchi cinesi, per esempio, oltre naturalmente ai giapponesi che non sono mai mancati. C'erano anche molti indiani. Ecco, da questo punto di vista, diciamo dal punto di vista internazionale, sono tornati i nordamericani, quindi americani, statunitensi innanzitutto e canadesi. Altre nazionalità faticano un po' più a vedersi dal punto di vista extraeuropeo. Dal punto di vista europeo invece dobbiamo dire che vediamo rappresentate davvero tutte le nazionalità, compreso molto Est Europa. Ecco, ovviamente c'è la grande assenza, quella del turismo russo, questo fondamentalmente. Sì. Sì, naturalmente quello è venuto a mancare, anche se poi per quello che ci hanno raccontato un po' gli addetti ai lavori, i russi non hanno mai rappresentato una grossa fetta di turismo a Venezia. Certo. Credo che fosse stimata la presenza di russi attorno al 2%. Per cui non ci sono stati contraccolpi grossi come per esempio ci sono stati in Costa Smeralda, che in Sardegna c'è una colonia anche di oligarchi russi che hanno le ville e lì si è fatta sentire parecchio la loro assenza. Qui a Venezia certo si tratta di un turismo d'élite, molto spesso, certo, molto facoltoso, però diciamo che numericamente non è così consistente da potersi far sentire in quello che poi è il non bilancio. Ha cambiato, diciamo così, le sorti di quest'estate 2022. Filippo, grazie davvero per questa tua corrispondenza, grazie a te e Sandro Ponchio, buon lavoro. E noi continuiamo, prima di aprire la pagina politica, a parlare di questo Ferragosto e andiamo a Padova, perché sarà un Ferragosto all'insegna dell'arte e non potrebbe essere altrimenti dopo il riconoscimento UNESCO. Padova si prepara un Ferragosto secondo tradizione, la notte dei fuochi in Prato della Valle, musei aperti per i turisti e per chi resta in città. Tutti aperti per vacanza con i consueti orari, principali poli culturali di Padova, dal Museo Eremitani a Palazzo Zuckerman, dal Palazzo della Ragione al Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea al piano nobile dello stabilimento Pedrocchi, che prevederanno l'ingresso gratuito per i residenti in città e nella provincia. Aperti anche gli 8 siti dell'URBS Picta riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità giusto un anno fa, compresa la Cappella degli Scrovegni. Per questo è necessario il ticket, disponibile anche il biglietto unico URBS Picta Card. Spostandoci sui colli, aperta ad Arquà la casa di Francesco Petrarca. Ma resta grande l'attesa per la notte di Ferragosto, quando, dopo 2 anni di Covid, i fuochi, un inno alla pace, rischiareranno a 30 minuti dalla mezzanotte il cielo di Padova sopra Prato della Valle, pronto a tornare a riempirsi per salutare il giro di boa dell'estate. E qui con me Alessandro Manera, Lega e assessore comunale all'ambiente di Treviso, che però appunto mugugnava, diceva no, anche noi a Treviso abbiamo diversi turisti. Come sta andando questo Ferragosto trevigiano, assessore? Molto bene, dai numeri che noi vediamo, chiaramente del riempimento dei B&B, degli hotel. Vediamo tantissimi turisti, siamo contentissimi di questo, è stato importante il lavoro fatto con Ryanair, voluto fortemente dal sindaco e dall'assessore Lavinia Colonna Pretti, nell'incrementare quello che era anche una certa pubblicità all'interno di Ryanair di quello che era Treviso. Quando arrivano noi siamo contentissimi e soprattutto scoprono un altro turismo. Noi non vogliamo, come ha detto il sindaco, chi non trova Venezia che venga a Treviso, noi vogliamo che vengano a Treviso, lo vediamo, si fanno le foto, ci sono delle bellissime fioriere, anche se a qualcuno non piace, io sono contentissimo di averle messe, perché abbellire la città rende anche le città molto invitante. Io parlo con i commercianti, parlo soprattutto con i ristoratori e quindi mi dicono
Bene, avanti così, noi abbiamo tanti francesi, tanti spagnoli, abbiamo americani, tedeschi, però ripeto, vengono per stare a Treviso qualche giorno e poi magari si muovono sulle colline. Come base, diciamo, come base. Da un punto di vista strategico, certo. Treviso ha una sua innegabile specificità. Allora, apriamo la pagina politica. Do il benvenuto a Elisabetta Gardini. Buongiorno Gardini, dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia, coordinatore provinciale per Padova, Erika Baldin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno a entrambe. Resta ovviamente con me Alessandro Manera, che rappresenterà in questo dibattito la Lega. Però partirei proprio da un ricordo di Gardini. Lei, Gardini, è un'esponente politica di primissimo piano di Fratelli d'Italia, ma è stata un volto simbolo della televisione italiana, della RAI in particolare. Oggi c'è questa notizia, la morte di Piero Angela, con il figlio Alberto, che appunto ha dedicato un post: buon viaggio papà. Piero Angela, che fino alla fine diceva la morte, una gran scocciatura con il suo solito aplomb, con la sua grande ironia. Le posso chiedere un ricordo di Piero Angela, Gardini? Ma guardi, come telespettatrice credo di condividere il ricordo di una persona che ha segnato la storia dell'informazione, della divulgazione, e una persona che è entrata in punta di piedi nelle nostre case sempre con grande eleganza, intelligenza e senza mai urlare, cosa che oggi sembra impossibile. Come persona che ha lavorato tanti anni in RAI, io lo ricordo, ho avuto la fortuna di incontrarlo tante volte, di intervistarlo tante volte. Ricordo particolarmente Domenica Inna. Non riuscivamo mai a fargli suonare il pianoforte, perché tutti sanno che, e oggi lo sanno veramente tutti, perché si è anche ultimamente un po' esibito nella lettera che ha scritto ai suoi telespettatori recentemente, proprio agli utenti della RAI. Nel suo, sembrava proprio quasi un commiato questa ultima lettera, ricorda la sua passione per la musica. Lui è stato da giovane un musicista nella sua Torino, un musicista di jazz, si esibiva anche con un nome d'arte che era Peter Angela, con altri musicisti. Però di questa cosa è stato molto, come dire, riservato su questa cosa, e per tantissimi anni abbiamo fatto di tutto per fargli suonare il pianoforte in uno studio e non ci siamo riusciti. E adesso ci lascia invece un disco, perché ha raccontato negli ultimi tempi appunto che è riuscito a dedicarsi nuovamente a tempo pieno quasi alla musica, e ha inciso un disco di jazz. Io credo comunque che resti un esempio per tutte le persone che vogliono fare televisione di qualità. Io vorrei che le nuove generazioni si ispirassero di più a lui che a tanti urlatori che oggi girano per le nostre reti televisive. Una grande persona, e sempre con una grande onestà intellettuale, veramente una grande onestà intellettuale. Ha perseguito anzitempo, lui smascherava i maghi, smascherava tutte quelle persone che imbrogliavano la buona fede delle persone, e lo faceva sempre con questo spirito leggero e educato, in punta dei piedi, senza fare grandi proclami. Resterà nel nostro cuore. Spero piuttosto che questa Italia, che dimentica sempre i suoi grandi, con Piero Angela faccia una delle rare eccezioni che qualche volta questo paese riesce a fare. Grazie Gardini per questo ricordo. E ovviamente questa notizia in qualche modo sta sovrastando in questi minuti, in queste ore, lo stesso dibattito politico, che pure si è infiammato, soprattutto dopo le dichiarazioni di ieri mattina a Radio Capital di Silvio Berlusconi sulla questione del presidenzialismo. Sapete tutti cosa ha detto Berlusconi. C'è chi dice c'è del dolo, quelli sono i piani del centrodestra, c'è chi invece dice è una semplice gaffe, per esempio Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera. Fatto sta che il dibattito politico
politico si sta concentrando soprattutto su queste dichiarazioni di Berlusconi e questa mattina in apertura della direzione del Partito Democratico Enrico Letta è andato giù molto pesante, dice di fatto Letta: siamo di fronte a un bivio, o la Costituzione o il suo stravolgimento, così Letta. Era evidente fin dall'inizio di questa campagna elettorale, lo è ancora di più dopo i fatti di ieri, che siamo di fronte, il 25 settembre, a una scelta storica, una scelta per la quale o si sta da una parte o si sta dall'altra, o si sta dalla parte della difesa della nostra Costituzione o si sta dalla parte dello stravolgimento della nostra Costituzione. E fatemi qui iniziare chiedendovi un momento di tributo nei confronti del massimo garante delle nostre istituzioni, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo l'applauso tributato dai Dem a Mattarella, ma avete sentito appunto queste parole molto forti di Letta. La campagna elettorale è ufficialmente iniziata, Manera, perché appunto le chiedo, lei è esponente della Lega, ma con la Lega al governo, con Fratelli d'Italia, si rischia un stravolgimento della Costituzione? Allora, detto che mi fa un po' sorridere sentire parlare Letta, che è segretario di quel partito, il PD, in cui quando il segretario era Renzi fece di tutto per stravolgere la Costituzione, tanto è vero che andammo a un referendum e Letta appoggiava quel referendum e lo persero, che stravolgeva proprio l'asse costituzionale. Quindi nessuno stravolge niente, se ci saranno delle proposte saranno visionate al Parlamento e in caso si andrà a un referendum come è sempre stato. Non è che se qualcuno cerca di riformare questo paese, se lo fa il PD ha la ragione in tasca, se lo fanno gli altri sbagliano. Peraltro mi sembra un dibattito anche un po' sterile, perché qua si vanno a prendere delle mezze parole. Io faccio parte di un partito che anche con qualche critica, peraltro anche interna, ma in generale ha fatto rieleggere Mattarella, quindi mi sembra proprio una discussione fuori luogo. Io credo che il PD stia spostando l'asse su questo tipo di dibattito, secondo me perché cerca di mascherare la gaffe che hanno fatto con Calenda, con tutta quella situazione, perché sono caduti un po' nel ridicolo. Non sono loro i difensori della Costituzione, lo continuo a dire, non hanno questo imprimato, nessuno gliel'ha dato. A me dà proprio fastidio, ma Letta in particolare, che ritengo che è una brava persona, quando dice io sono un uomo di istituzioni. No, lui è un politico, non è un comodino di Palazzo Chigi. Lui, e questa cosa continua a dirla come se gli altri fossero i barbari. Quindi io non ritengo che lui abbia le doti, nessuno gliel'ha dato questo incarico di essere il paladino della Costituzione, tanto è vero che lui è stato in quel partito ed è stato nel comitato di sì per stravolgere la Costituzione. Noi siamo stati nel comitato di no per non cambiarla e quindi il referendum è andato fallito. Ecco, faccio un passo indietro e ricordo cosa ha detto Berlusconi, lo sapete tutti, ma insomma per dovere di chiarezza, qualora entrasse in vigore il presidenzialismo, ha detto il Cavaliere, sarebbero necessarie le dimissioni del capo dello Stato Mattarella, occorrerebbe procedere all'elezione diretta del Presidente della Repubblica e magari, ha poi aggiunto, potrebbe essere eletto di nuovo. Gardini, dicono che queste dichiarazioni di Berlusconi abbiano agitato la stessa Meloni, che in queste settimane è impegnata in una sorta di campagna anche istituzionale nelle cancellerie europee. Senta, io credo che noi ci troviamo qui di fronte ad un'ennesima strumentalizzazione. Ha ragione l'assessore che è lì in studio con lei, c'è una sinistra che in questo momento è in grande affanno e che non ha una unità di vedute su nulla nei loro programmi e agitano l'unico spettro che li vede tutti uniti e compatti, che è quello di oddio se governa il centrodestra, che loro chiamano le destre non a caso, succede il terremoto. Io vorrei dire che l'Italia non è mai stata così male come si trova in questo momento. Tutte le famiglie, le imprese stanno soffrendo in modo
veramente eccessivo. E vorrei dire a Letta, ricordare a Letta che negli ultimi 11 anni il suo partito ha governato per 10, senza mai aver avuto un chiaro mandato che fosse uscito dalle urne. Quindi se per lui la Costituzione è in pericolo nel momento in cui non governa il PD, lo vorrei proprio tranquillizzare, perché la democrazia che la nostra Costituzione garantisce è democrazia, appunto, dice la sovranità appartiene al popolo, quindi stai tranquillo, il popolo ha sempre avuto una sua saggezza che ha saputo dimostrare nei momenti più difficili, e l'Italia continua ad essere l'Italia perché ci sono gli italiani. Io ho fiducia nei nostri concittadini, penso che faranno delle scelte ragionate, delle scelte concrete, delle scelte non su queste bandiere, su queste paure che vengono agitate, tra l'altro periodicamente, perché fascista era la Democrazia Cristiana quando era la Democrazia Cristiana. Io mi ricordo quando c'erano i cori su Fanfani, non le voglio dire perché sono brutti, anche con una connotazione, no, sul fisico, perché anche lui non era di grande statura e quindi giocavano anche su questo per dargli del fascista. Era fascista Berlusconi, sono fascisti tutti quelli che rischiano di vincere e che non sono PC, PDS, DS, PD, insomma. Quindi Gardini, le faccio subito allora la domanda, poi vado da Baldin. Sta tenendo banco a proposito di fascismo e quant'altro, quindi queste accuse che ritornano, sta tenendo banco la dichiarazione di Liliana Segre, che ha chiesto a Meloni di tirar via dal simbolo di Fratelli d'Italia la fiamma. Ecco, mi dispiace che una signora come Liliana Segre finisca per farsi strumentalizzare anche lei in un dibattito veramente che non ha senso, quindi io vorrei sottrarmi alla sua domanda per rispetto a questa signora, perché sennò le risposte che già sono state date e che mettono un po' in crisi anche la sua vita personale le dovrei ripetere anch'io, preferisco di no. Però questa cosa va tenuta ben chiara. La democrazia è il voto, le persone votano, i cittadini votano, scelgono da chi farsi governare, e io credo che dopo 11 anni in cui il centrodestra non ha mai governato, forse per la salute della democrazia sarebbe bene che venisse questa alternanza finalmente, che ci fosse un governo di centrodestra, perché se no, vede, se noi stiamo sempre con le stesse persone al governo, con gli stessi partiti al governo, finisce anche il controllo democratico delle istituzioni, il controllo democratico di quello che viene fatto, e c'è un'occupazione con nomine, enti, eccetera, 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 che vengono sempre fatti da una parte politica che finisce per appaltare tutto il paese, non soltanto nella parte politica, ma in tutta la sua parte dirigenziale. Allora io credo che per il benessere della nostra Costituzione sarebbe proprio bene che questa volta chi ha governato per 10 anni, 11, se ne andasse per una volta all'opposizione, e che chi è stato per tanti anni all'opposizione potesse finalmente andare al governo per dimostrare come la sua opposizione è un'opposizione concreta. Diciamo, lei dice, ritorniamo al principio dell'alternanza. Ma mi faccia fare solo un esempio. Noi è dall'inizio della pandemia che diciamo, invece di chiudere le scuole, di costringere i ragazzi, sappiamo i danni psicologici, di formazione, di tutto che sono stati fatti, mettiamo la reazione meccanica controllata, moltiplichiamo, incentiviamo i trasporti. Ecco, se andremo al governo, questa è una delle cose che noi faremo, metteremo in pratica quello che abbiamo detto per tanto tempo, inascoltati, derisi inizialmente. Adesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice è più efficace la reazione meccanica controllata che non la mascherina. Per cui, voglio dire, noi abbiamo detto tante cose, vorremmo essere è il momento di metterle in pratica, sì, diciamo, certo. Gardini. Ecco, Baldin, visto invece da sinistra, voi avete strappato con il Partito Democratico. A proposito, le faccio una domanda in premessa: non è ipotizzabile nemmeno lontanamente un accordo in extremis fra PD e Movimento 5 Stelle? C'è chi lo favoleggia, ma chiedo a lei. No, credo che ormai le strade si siano divise, non per volontà del movimento, bensì in questo caso di Letta, e credo che anche la coalizione che si è profilata nel centro-sinistra abbia ben poco a che fare con comunanza di
programmi, bensì di cercare di accaparrarsi insomma più poltrone possibili. Questo è quello che si vede. Infatti lo strappo anche con Calenda che c'è stato nei giorni scorsi ha dato evidenza di tutto questo, parlando appunto di disparità all'interno di temi, linee programmatiche, e quindi è evidente che si cercava semplicemente di allargare la coalizione anche magari a qualche movimento o partito che non era appunto destinato ad andare assieme. Baldin, ritornando alle parole di Letta di questa mattina, o la Costituzione o il suo stravolgimento, anche voi del Movimento 5 Stelle avete una visione così netta di quello che invece di quella che invece Gardini chiama alternanza, cioè con il centrodestra si rischia uno stravolgimento della Costituzione. Soprattutto le faccio la domanda che vede in onda, e ringrazio la regia: dove stanno i veri progressisti, nel Partito Democratico o nei 5 Stelle? Domanda retorica, direi, dato insomma che ci siamo presentati come un terzo polo insomma alternativo ai partiti. Diciamo che abbiamo dimostrato anche questa volta la nostra coerenza nell'andare da soli, cercando insomma di fare il bene del paese senza coalizioni che sono a dir poco innaturali. Tornando alla domanda originaria invece, anch'io credo che la vera democrazia sia il voto, e quindi le parole insomma che abbiamo sentito da parte di Berlusconi, ma non ne fa mistero, è dal 1995 che Berlusconi insiste sul presidenzialismo, e sappiamo tutti che serve andare a referendum con ampie maggioranze in questo senso, quindi saranno i cittadini eventualmente ad esprimersi. Ma quello che dispiace è la continua, diciamo, la continua ricerca di fare del male, o comunque cercare di arrivare alla presidenza della Repubblica. Perché? Mi spiego. Intanto ci sono dei procedimenti ancora in corso che vanno chiaramente verificati e portati a conclusione, e poi altro concetto è il fatto un attacco sotteso, non tanto sotteso, al presidente Mattarella. E ricordo che Mattarella stesso non voleva in alcun modo tornare a fare il Presidente della Repubblica, è stato in qualche modo costretto dai partiti che non trovavano la quadra su una terza figura, e diciamo si è in qualche modo adeguato alla soluzione che per lui era meno consona, meno appetibile. Aveva già dichiarato di voler passare gli ultimi anni, vista l'età, della sua vita in tranquillità, e ha dovuto in qualche modo scendere di nuovo in campo per mettere d'accordo i più partiti. Quindi questa sua scelta secondo me merita molto molto rispetto. Senza quella sua cessione probabilmente non avremmo avuto uno spiraglio all'interno insomma del Parlamento per trovare un nome alternativo, e quindi a discapito della nostra democrazia. E senta Baldin, se io le mostro queste immagini dell'ex leader sostanzialmente del 5 Stelle Di Maio, lo è stato per un certo periodo con Bruno Tabacci, ieri hanno presentato il nuovo simbolo, quindi la svolta, l'abbiamo chiamata la svolta moderata di Di Maio. Che effetto le fanno queste immagini? Non solo da un punto di vista politico, anche personale. No, io non voglio far polemica, ognuno fa le proprie scelte, chiaramente poi ci si assume anche le responsabilità. A me piace la coerenza, l'ho sempre detto, e chi appunto fa queste scelte insomma si assume una grande responsabilità nei confronti di chi lo ha eletto e di chi è tenuto a rappresentare, insomma. Quindi come dicevo all'inizio del mio intervento, molte delle scelte si fanno anche per opportunità politica, o meglio dire opportunismo politico, e sono assolutamente contraria a questo tipo di scelta. Guardo di più ai programmi, ai temi che rendono vicini movimenti o partiti, piuttosto che concentrarsi su ciò che rende più numeroso appunto il quantum, le
le elezioni per accaparrarsi più seggi in Parlamento. Lei tra l'altro, Baldin, resta di fatto la donna di punta del Movimento 5 Stelle in Veneto, è rimasta di fatto fedele alla linea, perché in Veneto abbiamo assistito anche all'addio tutto sommato clamoroso di Federico D'Incà al Movimento 5 Stelle. Da dove ripartirà il Movimento 5 Stelle in Veneto? Perché insomma anche quella di D'Incà è una defezione molto importante a livello regionale. Beh, intanto grazie per la definizione donna di punta. A parte questo, credo che bisogna ripartire soprattutto da organizzazione territoriale, cosa che stiamo facendo, e quindi avere dei riferimenti a tutti i livelli, comunale, regionale e nazionale, è importantissimo. In questi anni purtroppo non abbiamo avuto queste figure e i risultati insomma sono stati a volte scarsi, a volte deludenti. Insomma, nelle amministrative abbiamo a volte toppato, credo che questo sia anche una mancanza di struttura che a questo punto delle cose serve attuare. Dall'altro dicevo, temi, programmi. Abbiamo dato un contributo fondamentale al Paese, parlo del super bonus al 110%. Siamo la seconda regione in Italia per numero di asseverazioni e quindi di lavori assegnati e finanziati, è una misura che ha dato un grande slancio all'economia, quindi partendo dall'artigianato, dall'edilizia, per finire insomma con tutto il contorno, il volano vero del nostro sistema paese. Poi abbiamo saputo dare risposta a lavoratori e giovani lavoratori che magari non riescono ad oggi a trovare un lavoro, il reddito di cittadinanza. Quindi lei dice rivendica le misure adottate e in qualche modo ne rilancia lo spirito. Stiamo sui programmi. Gardini, questa settimana poi anche il centrodestra ha presentato il suo programma in 15 punti. Secondo lei qual è il più caratterizzante? Il presidenzialismo, la flat tax, che cosa? Se lei dovesse giocarsi proprio una fiche di questo programma. Guardi, è il rilancio del Paese, perché noi dobbiamo rimettere in pista questo Paese che è stato tenuto veramente in una situazione faticosissima da una gestione poi della pandemia che ha peggiorato la situazione. Noi puntiamo principalmente sul rilancio dell'occupazione, del lavoro, che è la prima cosa. Per questo il sostegno alle imprese, quello che ha nominato lei, quindi abbassare le tasse, ridurre il cuneo fiscale, promuovere gli investimenti. Noi dobbiamo far ripartire questo Paese, è l'unico modo per poter poi anche redistribuire la ricchezza invece di redistribuire la povertà, cosa in cui la sinistra è efficacissima. Poi la sinistra non deve mai rendere conto di quello che fa e di quello che dice, ma lei ha nominato Di Maio, non posso esimermi dal ricordare che fu Di Maio, oggi alleato di Letta, ad aver chiesto, non secoli fa, no? un paio d'anni fa forse neanche, l'impeachment di Mattarella. Ora Letta guardi i suoi compagni di strada, è vero, saranno dei cespuglietti intorno a lui e si sente come Biancaneve e i sette nani, però è lui che avrà queste difficoltà e se le mette in casa. Ora, quando è stato eletto il Presidente della Repubblica Mattarella, abbiamo visto tutti il gioco all'interno dei palazzi e quasi tutti i partiti all'epoca avevano detto che la via del presidenzialismo sarebbe stata una strada maestra, l'hanno detto anche tanti opinionisti non legati al mondo di centrodestra, perché la strada maestra perché questo Paese sia una democrazia moderna, che esca dai negoziati e dagli inciuci di palazzo, è che ci sia un voto degli italiani che esprima il Presidente della Repubblica. E noi pensiamo più a un semipresidenzialismo alla francese. Non mi sembra che la Francia abbia queste connotazioni oscurantiste, o che la Francia non sia... La Francia è un paese moderno, la Francia è un paese che ha in qualche modo con la sua rivoluzione francese dettato i nuovi diritti dei cittadini ai quali la sinistra dice di ispirarsi nel suo percorso progressista. Mi sembra che la sinistra
centrodestra sia in un caos totale, in una confusione mentale tale che non riesce a mettere, se lei mette a confronto le cose che hanno detto ieri, le cose che dicono oggi, le cose che dicono nella stessa ora diversi esponenti, ne esce una cosa. Quindi lei Gardini guarda di più. Lei Gardini guarda di più al presidenzialismo alla francese che al presidenzialismo alla Orban, per intenderci, perché anche questo si sta dicendo le chiedo questo. Senta, sì, mettiamola pure così se vuole, va benissimo. Il presidenzialismo è sempre stato, diciamo così, una riforma che il centrodestra dalla sua nascita ha pensato potesse e dovesse essere quella riforma delle istituzioni che davano all'Italia quegli strumenti, che avrebbero dato all'Italia quegli strumenti in grado di applicare poi i programmi che i cittadini eleggono. Perché veda, noi assistiamo da 30 anni a dei tentativi di riforma che chiunque faccia il tentativo va a sbattere, e continuiamo ad avere l'instabilità nella conduzione, perché anche se facciamo vivere le legislature fino a quasi 5 anni, però abbiamo dall'interno avuto 3 governi diversi, abbiamo insomma, noi dobbiamo dotarci di quegli strumenti che possano permettere all'Italia di essere un paese moderno e possano permettere a chi governa di governare il paese, di applicare quelle cose che escono dal patto con gli elettori quando si va al voto. Guardi che lo dicono tantissime persone, mi sembra di averlo sentito dire da persone che hanno un'estrazione veramente di sinistra opposte alle nostre. Ora, se invece Letta ha paura del babau e vuole che gli italiani abbiano paura del babau, voglio dire, forse è ora che si renda conto che è lui che si deve modernizzare e deve cominciare a pensare che gli italiani sono un popolo maturo, che gli italiani sono un popolo assolutamente in grado di scegliere il proprio destino e sono in grado di votare anche il proprio Presidente della Repubblica. Perché no? Io dico perché no? Perché sì invece, perché quella è la via maestra per uscire da questo impasse da cui non si esce. Dalla prima alla seconda Repubblica si è fatto un cambiamento di Costituzione soltanto che non è cambiata, ma quasi non nei fatti, perché si era cominciato ad avere quasi un premierato, certo, cosa che non è mai stata poi fatta nei fatti. Però se c'è qualcuno che ha stravolto la Costituzione è stata proprio la sinistra con lo stravolgimento del titolo V, di cui stiamo ancora pagando le conseguenze. La riforma di inizio anni 2000, maniera telegrafico, esatto. Poi andiamo in pubblicità. Che cosa ne pensa di questa impostazione della Gardini? Ma soprattutto le chiedo, poi rifarò la stessa domanda a parti invertite, quanto rischia la Lega nei confronti di Fratelli d'Italia? No. Allora, parto dalla prima domanda. Anche secondo me la Francia è un paese, io ho la fortuna anche di visitarla spesso per lavoro, un paese modernissimo, con un presidenzialismo, non è detto che sia il migliore o il peggiore, ci sono tanti, sono nazioni anche estremamente democratiche che hanno un re e una regina, quindi non è quello il punto fondamentale. È il dato che però qualcosa dobbiamo fare in questo paese, perché sono d'accordo con l'onorevole Gardini, se tante volte noi cambiamo il governo e siamo arrivati prima un Conte 1 con una parte, un Conte 2 con l'altra parte, alla fine un governo Draghi tutti assieme, e la legislatura precedente è stata più o meno uguale, forse qualcosa dobbiamo anche capire noi, perché non è più possibile, perché altrimenti la media di quello che si fa non è il miglior risultato, è sempre una media a ribasso e quindi non riusciamo ad andare avanti da nessuna parte. Però io dico, nei programmi, in quello che ho visto, sarà perché sono assessore all'ambiente, l'ambiente è un punto fondamentale e da questo punto di vista di ambiente bisogna parlarne, perché ambiente vuol dire energia, cioè a ottobre cosa succederà con queste bollette? Perché qua parliamo di persone normali, riusciranno tutte le famiglie a coprire il costo energetico che hanno in casa? Se non parliamo di questo, noi siamo fuori tempo massimo, perché poi ottobre arriva, sembra impossibile, ma la legislatura adesso finisce sulle elezioni. Allora facciamo un esempio molto concreto, poi andiamo in pubblicità e vi chiedo una battuta velocissima a tutti e tre, perché tutti e tre so che conoscete bene questa tematica. Trivellazioni in Alto Adriatico, sì o no? Manera, sì o no? Sì, io sono stato anche in commissione via, peraltro ho votato che è favorevole, quindi è pubblico sì, anche perché la Croazia le sta facendo dalla parte opposta, quindi rischiamo di avere solo lo svantaggio di depauperare le nostre risorse. Gardini.
Guardi, all'inizio degli anni 2000 noi si estraeva gas italiano per 20 miliardi di tonnellate, adesso grazie alle politiche della sinistra siamo arrivati a 3. Allora è chiaro che noi dobbiamo, in questo momento poi di crisi, dove le persone, dove in Europa riaprono addirittura le centrali a carbone, siamo folli a rinunciare a quello che è il nostro gas, che ci costerebbe decine e decine di volte in meno di quello che noi oggi andiamo a pagare. Ne abbiamo molto di più nella nostra disponibilità di quanti andiamo a pietire in giro per il mondo, e che arriverà nel giro almeno di un paio di anni, non prima. Baldin, lei che tra l'altro è anche originaria di Chioggia. Sì, no, abito tuttora a Chioggia, ho visto gli effetti delle trivellazioni nel Polesine e anche in queste zone. Io dico di no, semplicemente perché non bisogna tornare al passato, bisogna guardare al futuro. Come diceva l'assessore della Lega, la transizione ecologica è oggi, non è ieri. Bisogna partire da nuove tecnologie magari verdi e rinnovabili, energie anche finanziate dalla Comunità Europea. Stiamo parlando di PNRR, quindi il pilastro fondamentale di queste misure sono proprio quelle sulla transizione ecologica. Quello è il futuro, non un ritorno al passato, tra l'altro con riserve di gas che non è vero siano illimitate, non è vero siano enormi, perché in effetti nel nostro mare sono veramente poche le bombole di gas che riusciremo a riempire con questi Mi pare che le vostre posizioni... Mi scusi, per la transizione ecologica il gas ha un ruolo determinante e fondamentale, tra l'altro è molto meno inquinante di tutti gli altri fossili, quindi proprio per la transizione ecologica, se lei non vuole vivere sulle nuvole ma con i piedi per terra, lei deve usare il gas per la transizione ecologica. Guardi cosa fanno nel resto d'Europa e scendete dalle stelle, per favore, perché filiamo nelle stalle. Io credo molto di più sul fotovoltaico, sull'eolico, su altre energie alternative che sono inesauribili, mentre il gas purtroppo è una forma esauribile di energia e non possiamo illudere i cittadini sul fatto che ci siano giacimenti infiniti. Posizioni chiarissime le vostre. Questo profilo dobbiamo farne buon uso e Gardini, non andare a depauperare i territori. Baldin, un attimo soltanto, 10 secondi Gardini. Gardini. No, la signora crede che su Marte vivano i marziani, perché fotovoltaico ed eolico non sono ancora tecnologie mature che possano sostituire tutto, tant'è che in tutti i mix energetici studiati anche dalle Nazioni Unite, al 2050 il nucleare, i fossili hanno ancora un ruolo percentualmente rilevante. Se voi volete sottrarre queste fonti energetiche all'Italia, vuol dire che l'Italia deve rinunciare a tutte le sue industrie, a tutte le sue attività produttive e anche a molto di più, che dovremo stare chiusi nelle case senza riscaldamento e con la candela in mano. Guardate che voi vedete un mondo che non esiste, scendete dalle stelle, lo ripeto. Manera 10 secondi, sì, poi la pubblicità. Ecco, qui rispondo forse più da tecnico. Guardi, dottoressa, è una transizione, si va da un punto ad un altro. In questo momento noi non siamo in grado di produrre i kilowatt necessari per scaldare le nostre case e per non rendere la bilancia energetica delle nostre aziende fuori mercato, perché altrimenti guardi che le aziende chiudono e questo è il problema. E poi non è che le riapri dalla sera alla mattina. Se noi non siamo competitivi come costo energetico rispetto a Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, le aziende chiudono. Allora il gas non è la migliore delle ipotesi. Guardi, parla con un assessore che la settimana scorsa assieme alla maggioranza ha firmato 1 megawatt sopra una discarica di fotovoltaico, ma non basta in questo momento per supplire quello che è la bilancia energetica. Guardi che sono politiche energetiche recessive le sue. Baldini, 5 secondi davvero. Allora, abbiamo appena votato in Consiglio regionale una legge sulle comunità energetiche. Questo è un potentissimo mezzo che hanno i cittadini di aggregarsi, di mettere in circolo e condividere l'energia pulita grazie appunto a dei sistemi innovativi. Questa legge è stata votata all'unanimità da tutte le forze politiche e quando dico questo è il futuro, bisogna guardare al futuro e non il passato, intendo proprio quello che si sta facendo, che si sta mettendo in campo ad oggi. Non sono
novità. Le comunità energetiche chiaramente sono state portate avanti moltissimo dal Movimento 5 Stelle in questi anni e finalmente vediamo la realtà dei fatti. Bisogna poi distinguere se parliamo di emergenza energetica o se parliamo da qui ai prossimi 30 anni, perché la situazione evolverà, non saremo in guerra per sempre, almeno lo spero. Quindi se dobbiamo mettere una pezza in questo momento per le ripercussioni della guerra alle porte dell'Europa è un conto, ma se dobbiamo progettare il nostro futuro ancora sul fossile, credo siamo totalmente dalla parte sbagliata. Allora, una cosa l'abbiamo capita, che la divergenza, la diversità programmatica su una questione così fondante in questo preciso momento storico è evidente, insomma, quindi ci sono delle posizioni chiare da parte dei vari schieramenti. Subito dopo la pubblicità partiamo da questa intervista rilasciata ieri dal governatore Zaia alla Stampa, un'intervista che ha fatto molto discutere, soprattutto all'interno del centrodestra, fra poco. Di nuovo in diretta con Elisabetta Gardini, esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Manera, Lega, Erika Baldin, Movimento 5 Stelle. E vi dicevo poco fa, c'è questa intervista che continua a far discutere, rilasciata ieri alla Stampa, ai quotidiani Gedi, a Filippo Tosato, da parte del governatore del Veneto Luca Zaia, che ha mandato un messaggio non tanto in codice al leader Salvini. Qual è la premessa? Salvini era intenzionato, sarebbe intenzionato, questo lo hanno confermato anche delle fonti interne venete al Carroccio, a candidare nel listino proporzionale come capolista i governatori di regione leghisti, Zaia, Fedriga e Fontana. Ma per l'ennesima volta Zaia ha in qualche modo smentito qualsiasi intenzione di candidarsi a Roma, e non solo, dice: non mi candido alle elezioni, non avrò alcun ruolo di governo, nessun pressing da Salvini, ma sia chiaro, il centrodestra deve cambiare pelle rispetto a 30 anni fa, mi aspetto sia più attento ai cambiamenti, e fa proprio l'esempio delle politiche di genere, i temi delle nuove famiglie, della sessualità e quant'altro. Sono dichiarazioni abbastanza forti queste di Zaia, le condivide Manera? Serve una svolta sul tema dei diritti? Allora, detto che colpevolmente non ho letto l'intervista, quindi me la leggerò appena uscirò, però ne ho sentito i commenti, quindi non ho letto esattamente le parole che ha detto il governatore. Allora, una cosa, non conosco esattamente la norma sull'incompatibilità o l'incandidabilità dei governatori, quindi non so se candidandosi nel proporzionale dovrebbero dimettersi dalle regioni, quindi bisognerebbe valutare anche questo, perché è chiaro che non possiamo far decadere le regioni perché si devono candidare al proporzionale. Questo sì, glielo confermo, ecco, succederebbe questo. Ecco, quindi non mi sembrerebbe neanche corretto dal punto di vista, secondo me, dei cittadini che hanno eletto facendo una croce sul nome, che è una specie di presidenzialismo regionale, verso una persona, e farli decadere così anticipatamente. Quindi secondo me ha ragione il governatore. Ma detto questo, sì, beh, certo, allora noi vediamo sempre, e chi amministra anche localmente lo vede, la politica è sempre un po' più lenta di quello che avviene nella società. 30 anni fa, io non me lo ricordo, però già una coppia che non era sposata e viveva assieme poteva essere una coppia eterosessuale, era un dibattito sul fatto se fosse normale o no che vivessero assieme senza sposarsi. Le coppie hanno iniziato a vivere assieme senza sposarsi e nulla è cambiato. Cioè la società evolve molto più velocemente della politica. Cioè noi non possiamo essere quelli che tiriamo il freno a mano sperando che il mondo si fermi. Perché io spesso faccio la domanda, e nessuno ancora mai ha saputo rispondermi: se una coppia di omosessuali sposati in Spagna viene a vivere a Treviso, come dobbiamo comportarci noi? Io non lo so esattamente. E se hanno dei figli, come dobbiamo comportarci? Perché sono sposati in un paese dell'Unione Europea, peraltro, hanno un passaporto dell'Unione Europea. Io tutte queste cose onestamente non le so, e anche quando chiedo ai dirigenti fanno un po' difficoltà. Però su questo avrà un pensiero da un punto di vista. Il mio pensiero è che dobbiamo allora, a me non piace l'enfatizzazione della cosa, cioè, ma neanche tra le coppie eterosessuali, però riconoscere il fatto che una parte della popolazione ha inclinazioni e orientamenti sessuali diversi da quelli che possono essere il mio, bisogna riconoscerlo questo. E ritengo che non farlo o dire qualcosa di diverso è negare una realtà.
una realtà che nella società c'è. Oggi il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, risponde di fatto a questa intervista di Luca Zaia e dice: pure Fratelli d'Italia tutela i diritti dei gay, dice: per noi le persone sono tutte uguali, ma diciamo no alle adozioni di coppie omosessuali e no al DDL Zan. Sì, mi permetto, però c'è una cosa diversa. L'adozione di un bambino, l'elemento debole è il bambino, allora si cambia il focus, cioè il bambino, allora qui discutiamo di un'altra cosa, perché è una cosa molto diversa su questo. Gardini, lei come si spiega tutta questa, anche queste dichiarazioni di Zaia, come se le spiega? A chi sono indirizzate? Intanto mi piaceva sottolineare che le parole usate dall'assessore sono le stesse identiche dette dal mio coordinatore regionale, il senatore De Carlo, cioè dice l'anello debole è il bambino, no? La parte debole è il bambino, è su quella, e questo la dice lunga su che identità di sentire ci sia nel centrodestra. Noi di Fratelli d'Italia, della Lega, sicuramente anche altri degli altri alleati avrebbero lo stesso sentimento. Allora, detto questo, no, perché tante volte dicono vi mettete insieme, no, noi abbiamo veramente un orizzonte valoriale molto comune, ecco. Allora, io credo che l'uscita di Zaia faccia bene, perché ci sono dei temi di cui la sinistra si è voluta appropriare, no? Come l'ambiente, l'abbiamo sentito prima, no? Mentre noi siamo persone molto concrete, anche noi vogliamo tutelare l'ambiente, però non lo vogliamo fare con degli strumenti che vanno a peggiorare la situazione. No, come ho detto prima, il gas va bene, per la transizione comunque ecologica bisogna utilizzare il gas. E l'ha spiegato anche bene poi l'assessore tecnicamente perché. Stessa cosa qui, sembra che la sinistra vuole appropriarsi della tutela dei diritti di alcune categorie. Noi invece vogliamo tutelare i diritti di tutti. La sinistra ha la tendenza a focalizzare, è massimalista, quindi quando si dedica a un tema, quel tema lo applica su tutto. Ecco, io invece penso che il modo appropriato sia, quando ci si applica ad una tematica, ad una problematica, comunque di tenere presente tutto quello che ne consegue per l'intera società, per l'intera comunità, tant'è che c'era Hannah Arendt, una straordinaria pensatrice, filosofa del secolo scorso, tra l'altro ebrea di nascita, anche se laica, quella che aveva scritto, no, la banalità del male. Ha parlato di tante cose questa donna, con una sensibilità e una capacità di vedere gli sviluppi futuri straordinario negli anni 50. Lei diceva: ci sono cose su cui non devono ragionare e decidere solo i politici oppure gli addetti del settore, perché sono cose che coinvolgono talmente profondamente tutta la comunità che tutta la comunità deve rifletterci. Io credo che se noi riuscissimo ad avere sempre questo approccio, supereremmo insieme tantissimi problemi, perché non esiste che perché io rispetto i diritti degli omosessuali in quanto persone, allora io devo stravolgere tutta la società e dire che non esiste più mamma e papà, ma esiste genitore 1 e genitore 2. E questo, loro sono talebani su queste cose. Quando pensano che difendere i diritti di un settore della società voglia dire imporre la visione, il punto di vista di quella società a tutti. Però lei capisce che fanno così con gli omosessuali, poi fanno così con gli immigrati che hanno culture completamente diverse, rischiano di innestare, e lo stiamo vedendo i frutti di questo comportamento, di mettere delle micce nella società, perché quando tu esasperi le visioni di una parte, prima o poi le due visioni entrano in collisione e succede il patatrac. Invece quello che noi diciamo: rispettiamo con rispetto i diritti di tutti e lavoriamo per una società coesa dove c'è l'accoglienza di tutti. Io devo dirle che se io ho a cuore una categoria, sa qual è? Che mi sembra quella che è più invisibile nella nostra comunità italiana, quella dei disabili, perché le persone con disabilità sono state assolutamente abbandonate a loro stesse, con le difficoltà che si sono aggiunte con pandemia, sanità che non ha tutte le difficoltà che sappiamo, sono quelli più in sofferenza, che hanno meno
meno voce e quelli che si fanno di cui ci occupiamo, si sono occupati di meno questi governi. Ecco. Però guardi, i diritti di tutti sono veramente di tutti. Non sono di destra né di sinistra, lei dice, ma... bisogna superarli questi steccati, però bisogna, ripeto, non esasperare i diritti di alcuni, perché si va a far... diventano, l'aveva visto qualcuno anche anni fa, dice, se noi esasperiamo i diritti individuali, questi diritti alla fine verranno imbracciati come armi gli uni contro gli altri. Invece di avere una società coesa, avremo una società dove si esasperano i conflitti. E Baldin, Gardini cita Hannah Arendt, lei invece sul tema dei diritti civili cosa dice? Sono un tema di sinistra, sono un tema trasversale? Come si posiziona? E soprattutto lei che conosce bene Zaia, insomma, in Consiglio regionale e quant'altro, come si spiega questa presa di posizione particolarmente netta del governatore? I diritti dovrebbero essere riconosciuti a livello universale, partendo proprio da chi ne ha meno, da chi è in condizioni di fragilità. Benissimo chi ha una disabilità, ma il nocciolo del nostro discorso è puntato sui diritti di chi ha una sessualità diversa, una identità di genere differente. Io credo che la diversità sia un valore e non bisogna farne una discriminazione. Sento da molte parti della destra in realtà parlare di tutelare la famiglia tradizionale, e questo implica un po' il concetto di naturale, non tradizionale. Tradizionale o naturale? No, c'è una bella differenza. Va bene, per lei c'è una differenza, ma questo dall'altro implica il fatto che molto spesso, se mi fa finire, però uso parole corrette. Ecco. Baldin. Bene, grazie. Allora, tutelare la famiglia naturale o tradizionale che sia, a volte viene percepito come se dall'altra tutelare anche le famiglie che non sono tradizionali o naturali sia quasi una minaccia nei confronti delle prime. Io credo che questo sia un concetto molto sbagliato. Non si possono fare discriminazioni anche a livello di terminologia. Tradizionale, naturale, non devono avere significato, perché la famiglia è dove c'è amore, dove c'è una situazione... Mi fa parlare? Per cortesia, grazie. Baldin, prego, 30 secondi Baldin, poi dobbiamo chiudere. Baldin, chiudi se può chiudere il ragionamento. Torno a dire, se mi lasciate finire ovviamente, che la famiglia è dove c'è amore, quindi da questo punto di vista non devono esistere famiglie tradizionali, famiglie naturali, famiglie non naturali, perché cosa vuol dire che famiglia naturale? Vuol dire che ci sono famiglie non naturali che non meritano gli stessi diritti e le stesse attenzioni delle prime. Quindi, considerando questi aspetti, mi sembra che il centrodestra abbia molte contraddizioni insite in questi concetti, e mi fa piacere che il Presidente abbia centrato l'attenzione sui diritti delle persone, parlando di omofobia come una patologia, cosa che non si è mai sentita dall'ala di Fratelli d'Italia, ad esempio. Anzi, negli anni abbiamo sentito un assessore regionale parlare con toni molto aspri di diritti delle persone trans, ad esempio, paragonandoli al demonio addirittura in certe circostanze. Quindi credo che su questo il centrodestra debba fare un ragionamento molto superiore a quello che attualmente sentiamo e che da anni vanno ripetendo. Quindi la famiglia, al di là di quelle che sono le visioni, deve essere assolutamente tutelata, che sia naturale come vogliono le destre, che sia non naturale, chiamiamola famiglia tout court, perché secondo me non esiste appunto una suddivisione, una discriminazione tra famiglie. Tutti meritano la stessa attenzione, proprio a partire dalle persone che hanno avuto negli anni meno riconoscimento di diritti, quindi anche ad esempio persone omosessuali
omosessuali, transgender e chi altri, insomma. Perfetto, allora io vi ringrazio, torneremo su questi temi, ovviamente sono tra i più caldi e lo saranno da qui alle prossime settimane sicuramente. Grazie davvero Elisabetta Gardini, esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia, grazie Gardini anche per il ricordo doverosissimo di Piero Angela. Grazie a Erika Baldin, buona campagna elettorale anche a lei Baldin, e buona campagna elettorale anche ad Alessandro Manera, che Manera sarà candidato nella Lega. Qualcuno vocifera buone dovete solo dire buone ferie. Solo buone ferie, quindi lei è concentrato su questo. Perfetto, allora buone ferie Alessandro Manera, e noi rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Grazie alla regia, grazie a Italo Angelo Morao e Mattia Pizzaia, grazie a tutti voi per l'attenzione. Adesso c'è il meteo, buon proseguimento. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Bentrovati al meteo. Weekend con tempo buono, proprio a Ferragosto però arriva una perturbazione che porterà qualche pioggia. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 13 agosto. Sul Veneto la pressione atmosferica torna temporaneamente ad aumentare. Bel tempo soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge degne di nota, solo qualche innocuo addensamento. Temperature sostanzialmente stazionarie e gradevoli, minime tra 11 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso di prima mattina residua nuvolosità, in giornata cielo in genere sereno o velato. Temperature minime sui 18-21 gradi, massime sui 31-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole, poche nubi sparse, senza precipitazioni. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno.